Purtroppo non ce l'ha fatta l'imprenditore agrigentino Alberto Re di anni 78, un'agonia che è durata circa un giorno, allorquando arrivato in ospedale dopo l'atto che aveva compiuto davanti ai suoi familiari nella propria abitazione di via Empedocle. Subito sono state allertate le forze dell'ordine, il 113, che è immediatamente intervenuto portandolo a San Giovanni di Dio dopo aver sentito il suo collega di lavoro Roberto Ordo che insieme a lui sta organizzando la manifestazione del Paladino d'Oro ad Agrigento. A Oddo lui ha affermato: mi sto suicidando, sembrava così una cosa tanto per dire, una battuta in un momento di sconforto, ma invece è stata la triste realtà. Non ha retto all'urto delle critiche che sono arrivate per l'evento che in atto si sta svolgendo in città. E così ha deciso, dopo una vita che lavora nel settore dei grandi eventi, ricordiamo il campionato mondiale di offshore, di beach volley, la IDA e altri, di dire stop, compiendo il gesto e quindi lo sparo. In tantissimi hanno sperato che Alberto avesse superato la crisi, ma le sue condizioni erano disperate. Dicevano che batteva solo il cuore, ma ora non più. Alberto è andato via. Oddo è stato sentito lungamente dalla questura ieri pomeriggio insieme al sindaco Miccichè, ai familiari e ad altri amici. I poliziotti hanno voluto sapere ovviamente i dettagli che magari possono dare una spiegazione o capire meglio come Alberto Re sia arrivato a questa ultima decisione. A quanto si dice avrebbe lasciato anche una lettera esprimendo gratitudine alla città di Agrigento e ai suoi abitanti, ma anche tanta amarezza per come è stato trattato, con le foto del teatro vuoto e le critiche che sono arrivate da tutte le parti e non solo sui social. Insomma, tanta amarezza che hanno portato Alberto Re a dire basta. La magistratura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e sequestrato la Mettra. Il Paladino d'Oro continuerà con il suo programma già stabilito.